Eccoci, grazie per essere ancora con noi. Abbiamo detto che individuiamo le norme che si riferiscono al determinato prodotto che l'azienda ha costruito perché questo prodotto possa essere commercializzato sul mercato. Naturalmente individuare la normativa di riferimento e il riferimento al tipo di prodotto. Ci sono delle direttive che prevedono la posizione della marcatura CE, ci sono delle direttive che prevedono un'altra marcatura CE. Faccio un esempio, in Italia, specificatamente nel nostro campo elettrico ed elettronico, quando si costruisce un impianto, i prodotti che vengono assemblati su un impianto elettrico sono tutti prodotti marcati CE, ma oltre ad essere marcati CE con il logo CE significa che determinati prodotti elettrici ed elettronici sono stati sottoposti a tutta una serie di verifiche, hanno anche il logo nazionale che è il IMQ. Per cui l'IMQ è a livello nazionale che dichiara che questo determinato prodotto, oltre ad essere stato sottoposto a delle verifiche normative europee da un punto di vista CE, è stato sottoposto anche ad una determinate verifiche per quanto riguarda delle regole di uno standard nazionale italiano, che è l'IMQ. Per cui noi potremo trovare un prodotto che ha più di una marcatura, vuol dire che è stato sottoposto a più verifiche a livello mondiale, a livello europeo e a livello nazionale. Per cui il prodotto, uno ci si può anche porre un'altra domanda. Il mio prodotto rientra nell'ambito delle applicazioni della marcatura CE? Naturalmente è probabile, direi di sì, certo. Dice perché occorre prima di tutto che si tratti di un prodotto determinato e destinato ad essere immesso sul mercato, sul territorio della comunità, dove un nuovo prodotto di fabbrica, ad esempio fabbricato negli Stati Uniti, membri dell'unità europea, che viene immesso sul mercato comunitario, è un qualcosa che viene immesso per la prima volta, costruito a livello negli Stati Uniti e viene immesso nella comunità europea, è un prodotto che viene determinato, cioè costruito fuori dall'Unione Europea, è stato costruito negli Stati Uniti, immesso nella comunità europea. Un prodotto cinese, noi richiediamo per dire un prodotto che è stato costruito in Cina, lo importiamo in Italia, naturalmente questo prodotto, oltre ad essere sottoposto a delle verifiche rigide, si sperano rigide, della Cina, che vi dimostreremo dopo, vi dimostrerò io che io personalmente ho ordinato dei prodotti dalla Cina e vi spiegherò che cosa ho realizzato, cosa ho dovuto chiedere perché questi prodotti sono stati importati qui in Italia da me, perché io possa utilizzare questi prodotti. Vi do un piccolo esempio: alle mie spalle ci sono dei pannelli a LED. Questi pannelli a LED io li ho fatti arrivare direttamente dalla Cina e vi dimostrerò che prima di installarli in questo studio ho richiesto alcune certificazioni che me le hanno spedite, per cui vi dimostrerò che un prodotto comprato fuori dalla comunità europea è possibile riceverlo in Italia, in un altro paese comunità europea, con tutte le dovute certificazioni. Sfatiamo anche questo fatto che dirà in Cina non si fanno, non è vero, sono persone serie comunque, sono delle aziende serie che si stanno adeguando comunque al livello globale. Naturalmente ci sono delle direttive che devono essere rispettate, per cui in sostanza qualsiasi prodotto che noi acquistiamo o che vogliamo immettere sul mercato, la prima cosa è: dove costruisco il prodotto? Nella comunità europea o extracomunità europea? Se lo costruisco nella comunità europea ci sono delle regole rigide: è un prodotto statico, è un prodotto meccanico, è un prodotto elettrico, un prodotto elettronico? Allora devono avere delle norme precise che devono essere sottoposte a delle direttive europee. E le norme ci sono. Sono delle norme che verranno spiegate a me per dire: questo determinato prodotto è elettrico, elettronico, è meccanico, è statico, allora devi sottoporre questo prodotto a determinate verifiche. Le norme sono queste, queste, queste e queste. Vi spiegherò anche dove andare a vedere le determinate norme. Ci vedremo dopo la rubrica. Grazie. Voglio presentarvi un oggetto di semplicissimo utilizzo e di grande utilità, il riattivatore automatico per il contatore.
Il riattivatore automatico serve infatti nel momento in cui il contatore scatta da solo. Il riattivatore provvederà automaticamente a riarmarlo. Simuliamo adesso lo sgancio del contatore. Il riattivatore automatico in pochissimi secondi lo riaggancerà. Ecco fatto. Se nel giro di qualche minuto o comunque insomma il contatore dovesse riscattare la seconda volta, il riattivatore entrerà nuovamente in funzione, cosa che non accadrà invece dalla terza volta in poi. Difatti, nel momento in cui il contatore dovesse scattare per la terza volta, è molto probabile che abbiate qualche problema sull'impianto e quindi il riattivatore non entrerà più in funzione. Ecco, questa è la seconda volta. Cari amici, ben ritrovati a questa nuova rubrica. Abbiamo appena visto un nostro amico che ci mostrava un dispositivo di riarmo, cioè un riattivatore automatico, denominato precisamente il dispositivo di riarmo. È un normalissimo dispositivo di riarmo. Vorrei approfondire questo discorso perché precedentemente noi abbiamo trattato un nostro dispositivo Restart, che è un dispositivo elettronico professionale di riarmo all'interno di un'abitazione civile, che è questo dispositivo. Quello che vi abbiamo appena mostrato nella clip non è altro che un dispositivo di riarmo esclusivamente meccanico, non ha nessuna funzione di controllo sull'impianto elettrico. Se avete sentito, è un motorino che ha un piccolo sensore all'interno che quando supera una certa soglia riarma, diciamo, la linguetta, perché c'è un pezzo di filo che porta sulla linguetta del contatore. Ma non fa assolutamente un check-up nell'impianto, tanto è vero che il nostro amico dice che dopo 3 volte le prove si stacca. Perché? Perché probabilmente nell'impianto elettrico c'è un'anomalia. È un dispositivo che comunque da solo non regolarizza l'impianto, è puro esclusivamente meccanico. Dov'è la differenza fondamentale tra questo dispositivo meccanico e il nostro Restart, che ormai si chiama Restart? Quasi tutte le case produttrici di materiale elettrico lo producono questo dispositivo. E comunque che cosa succede? La differenza tra questo e lui è che tra il meccanico e il Restart, che questo dispositivo è un dispositivo elettrico elettronico, è un differenziale, se avete seguito le nostre puntate precedenti, è un dispositivo che ha una performance, un target molto alto. Il dispositivo quando salta, salta per 2 precisi motivi. Il contatore che salta, invece, salta anche lui per 2 motivi precisi. Quale? Un sovraccarico e un cortocircuito. Ora, il sovraccarico e il cortocircuito nel tempo sono rari. È raro che un sovraccarico. Sovraccarico vuol dire che abbiamo attaccato troppa roba nell'impianto elettrico e ha superato la potenza. Un cortocircuito vuol dire che un dispositivo, un elettrodomestico, qualsiasi cosa, è entrato in corto, mentre non crea la protezione differenziale, se mi avete seguiti perfettamente. Cioè io, la lavatrice, vado a toccare la mano con la lavatrice, in questo momento crea una dispersione nell'impianto, mi salta il dispositivo. Questo è quello che serve, perché questo dispositivo crea e realizza, ottimizza l'impianto elettrico, dove fa il check-up dell'impianto, vede se tutto nell'impianto elettrico risulta secondo la norma, secondo le sue caratteristiche, perché ha delle caratteristiche interne. In questo caso lui si ripristina in automatico. È evidente che lo abbiamo effettuato, scusate, facciamo la stessa prova di prima, in questo caso è entrato in funzione, adesso entra. Lui praticamente sta effettuando il check-up dell'impianto. In questo sistema lui, che cosa succede? Il dispositivo, lui è saltato per motivi vari. Primo, c'è una dispersione nell'impianto. Secondo, anche se d'estate molto spesso succedono dei fulmini, come si dice, al ciel sereno, e mi fa saltare l'impianto. Noi siamo normalmente in vacanza, non possiamo sapere cosa è successo a casa nostra. Mentre quello che del nostro amico è puramente meccanico, il nostro crea un check-up dell'impianto.
Lui esegue tutta una serie di manovre all'interno, ma noi non siamo presenti nell'appartamento, noi siamo fuori. È evidente che in questo caso lui presenta soprattutto le caratteristiche. Questo è un dispositivo che può essere inserito o a monte dell'impianto elettrico, a generale, a copertura di tutto, o specificatamente nelle parti industriali, cioè nelle parti elettrodomestiche dove c'è il frigo, forno, lavatrice, tutto quello che soprattutto il frigo è quello, o il freezer è quello che serve per noi a protezione. In automatico fra un po' si riarma. Ecco, si è riarmato, si è inserito. Noi non siamo neanche presenti a casa, ha fatto tutto da solo. L'enorme differenza è che questo è un dispositivo elettrico e elettronico, fa un controllo dell'impianto, quell'altro è puramente meccanico. Grazie, alla prossima. Ben ritrovati, proseguiamo il nostro tema sulla marcatura CE. Entriamo nello specifico, proprio a toccare con mano di che cosa significa un prodotto che abbia il logo marchiato CE e che se è stato sottoposto a tutta una serie di verifiche. Naturalmente chi costruisce un prodotto, l'azienda che costruisce questo prodotto, ha intenzione di mettere questo prodotto sul mercato, naturalmente questo prodotto deve essere sottoposto a tutta una serie di verifiche, di collaudo, deve avere uno studio tecnico di progettazione, deve avere un responsabile tecnico di questo prodotto, perché questo prodotto, benché una volta che viene immesso sul mercato, l'utente finale deve essere in grado di capire che cos'è e come utilizzarlo. Naturalmente nelle aziende all'interno dell'azienda ci deve essere comunque un responsabile che sia in grado di giustificare, sia in grado di capire, il classico responsabile della marcatura CE. Vi porto alcuni esempi. Qui abbiamo un'azienda che costruisce trapani, apparecchiature elettriche in un certo senso, non in un certo senso, costruisce apparecchiature elettriche. Sono utensili elettrici con marcatura CE. Ora l'azienda che costruisce questi utensili elettrici, perché possa immetterli sul mercato, deve sottoporre questi utensili elettrici a tutta una serie di norme, e le norme, se la regia è in grado di inquadrare queste norme, ecco, queste sono tutte le norme che l'azienda deve rispettare perché questo prodotto deve essere immesso sul mercato. Ma non è sufficiente che l'azienda rispetti queste norme, cioè non è sufficiente che il prodotto rispetti la norma, perché il prodotto, l'azienda che costruisce il prodotto applica le regole e la legge per quanto riguarda le norme, ma l'utente finale ignora queste norme perché non deve conoscere le norme. L'utente finale deve conoscere il prodotto ed utilizzarlo. Per cui che cosa ha bisogno il prodotto? Di un manuale di istruzioni, per cui ci deve essere un responsabile tecnico per quanto riguarda l'applicazione delle norme, un responsabile tecnico per la compilazione del manuale di uso di questo componente. Oltretutto, essendo un componente un utensile elettrico, al di là che è sottoposto a tutta una serie di verifiche, l'utente finale deve essere in grado di capire, perché come utensile elettrico c'è il rischio che si possa anche fare del male, e usando un utensile elettrico in modo improprio, ci si fa del male. Allora ho bisogno, io come utente, all'interno della scatola, quando la vado ad aprire, che ci sia il libretto di istruzioni, come utilizzarlo. Se io sbaglio la tensione, faccio un esempio banalissimo, questo prodotto al momento ignoro dove sia stato costruito, ma immaginiamo che sia stato costruito nella Comunità Europea. A livello europeo la tensione di esercizio è di 230 volt. Se questo prodotto, per dire, è stato costruito in America, dove hanno un'altra tensione di utilizzo, e viene importato in Europa, naturalmente c'è un conflitto di alimentazioni, nel senso che là non esiste la 230 volt, esiste un altro tipo di tensione con un'altra frequenza.
Ora, questo prodotto che deve essere importato in Europa deve essere costruito secondo lo standard europeo, altrimenti c'è un conflitto, esplode, perché non funzionerebbe. Di là in America hanno una tensione con una frequenza, noi in Europa ne abbiamo un'altra tensione con un'altra determinata frequenza, per cui questo è un esempio proprio pratico da dire perché un prodotto elettrico-elettronico costruito in America, per fare un esempio specifico, rispetto all'Europa. Alle mie spalle abbiamo dei pannelli a LED che illuminano questo studio. Questi li ho fatti arrivare direttamente dalla Cina, nulla di più. Nella richiesta del fornitore che io mi sono fatto arrivare i materiali, ho chiesto le certificazioni di conformità dei prodotti. Cioè, al di là di tutto, me li hanno spediti. Questa è la certificazione di conformità dei prodotti che noi abbiamo in studio, per cui l'azienda che ha costruito, ecco, questa è la certificazione di conformità dei prodotti che noi abbiamo qui in studio. Per cui, attenzione, da non confondere con la classica certificazione di conformità che noi conosciamo tutti per quanto riguarda gli impianti elettrici, che non ha nulla a che fare con la certificazione di conformità del prodotto. La certificazione di conformità del prodotto identifica che quel prodotto è stato sottoposto ad uno standard locale. In più non ha la marcatura CE, perché non essendo stato costruito nella Comunità Europea non ha la marcatura CE, ma questo è un altro fattore che dobbiamo sfatare. In che senso? Se noi troviamo un prodotto che non c'è la marcatura CE, non dobbiamo allarmarci. Naturalmente all'interno del prodotto ci deve essere la certificazione di conformità del prodotto, che non sempre noi troviamo all'interno. Faccio sempre l'esempio della scatolina che noi andiamo a comprare ai negozi nel periodo natalizio per le lucine dell'albero di Natale. Sulla scatola c'è la marcatura CE, ma se io apro la scatola e tiro fuori la filiera delle lampadine, non c'è altro. Non trovo un uso e di istruzioni per quanto riguarda come utilizzarlo, la tensione di alimentazione, non c'è altro. Oppure c'è un qualche cosa che non è comprensibile, cioè non è in italiano. Ora, la carta d'identità del prodotto, se oltre ad esserci il logo CE, deve esserci anche il libretto di istruzioni in l'interpretazione della lingua nello stato in cui viene venduto. Se è in Italia deve essere in italiano, se è in Germania deve essere in tedesco, in francese e così via. Per cui la serietà di un'azienda, non dico che quel prodotto non è stato sottoposto allo standard locale o a livello mondiale o europeo, dico solo che il prodotto deve avere la carta d'identità con una lingua locale e le istruzioni devono essere a prova, consentitemi l'espressione senza offendere nessuno, a prova di imbecille, perché chi legge le istruzioni lo deve capire, anche se non ha le competenze tecniche professionali. Ripeto, come tecnico io posso ordinare tutto quello che mi interessa, tutto quello che mi serve, lo capisco, lo so, lo uso, so adoperarlo, ma io mi metto sempre nelle condizioni della persona ignorante. Io sono ignorante, per cui io apro il prodotto, leggo le istruzioni e dalle istruzioni io devo capire esattamente come si usa quel prodotto. Al di là delle mie competenze tecniche professionali, io non le conosco, sono ignorante in materia, voglio, e da lì l'azienda seria si riconosce dal prodotto in cui viene commercializzato e come viene istruito, cioè io come spiego ad utilizzare il mio determinato prodotto. Da lì, sempre nel campo elettrico, i pannelli, per dire, fotovoltaici che vengono realizzati in casa nostra, hanno, oltre alla marcatura CE, la classica certificazione di conformità. Questa è una certificazione di conformità di un impianto che abbiamo realizzato, un impianto fotovoltaico, è un'azienda che dà le certificazioni di conformità dei pannelli, per cui ogni pannello o tanti pannelli, oltre ad averli installati, si richiede all'azienda il certificato di conformità. Questa è un'altra marca, sotto se la regia lo fa vedere, questa è un'altra nota marca che comunque realizza pannelli e sono sottoposti a certificazione di conformità. Per cui, concludendo che ormai abbiamo terminato il nostro tempo, un'azienda che produce un prodotto può applicare o non la marcatura CE, cioè il logo. CE non vuol dire Comunità Europea, il logo che viene applicato sul prodotto.
aprendo il prodotto all'interno ci deve essere la certificazione di conformità con le istruzioni di uso e consumo di questo determinato prodotto. Se non ci sono tutti questi componenti, dubitate del prodotto. La marcatura CE non significa che il prodotto sia sottoposto ad uno standard per quanto riguarda le normative. Ci deve essere anche la certificazione, ci deve essere il libretto di uso e consumi. Ricordatevi che il CE, questo è il simbolo ufficiale, questo è quello che ci deve essere sulla scatola del prodotto che noi andiamo ad utilizzarlo. Qualsiasi altra forma, qualsiasi altro colore, qualsiasi altra identità è fasullo. Grazie e alla prossima. Allora grazie a Giuseppe Valentino e grazie a voi per essere stati con noi di Diffusion anche questa settimana. Come ogni venerdì vi ricordo che potete vedere tutte le repliche di Diffusion, di tutte le trasmissioni, anche sul nostro canale YouTube, quello di DTV. Potete seguirci in diretta streaming sul nostro sito, quello di DTV, che è www.d-tv.net, e anche sulla nostra pagina Facebook. Non mi rimane che augurarvi un felice weekend in compagnia dei nostri programmi e darvi appuntamento a lunedì con Chick Chat. Ospiti saranno Valeria Moschet, che è una social media marketing, e due fantastici improvvisatori teatrali, Enrico e Roberto. Ciao, buon weekend e ci vediamo lunedì!